Un buon pomeriggio, quasi una buona sera da Cormons. È un campanile che abbiamo dovuto un po' stravolgere, abbiamo fatto delle acrobazie ma siamo in onda. Un saluto alla regia di Campigotto e al nostro operatore Paolo Bassi. Il sindaco di Cormons Felcaro è qui alla mia sinistra e siamo in un luogo importante, la sala di rappresentanza che trasuda storia da ogni angolo, perché questo, intanto buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio, salve. Ecco, questo è un palazzo antico. Sì, questo è Palazzo Locatelli, un palazzo dei conti che è stato donato al comune di Cormons, in cui oggi c'è l'attività, si svolge l'attività degli uffici comunali della nostra città. Questa è la sala di rappresentanza ed è una sala nella quale ci si trova normalmente per fare le conferenze stampa quando si accolgono le autorità. L'amministrazione naturalmente con gli uffici degli assessori e del sindaco anche sono qua in questo palazzo e, come dicevo prima, insieme a tutti gli uffici comunali oggi presenti. Ecco, sindaco, fuori le abbiamo viste alle sue spalle, ci sono le luminarie, ce ne sono a centinaia. Oggi piove, c'è un vento che potremo fare barca a vela sul monte Quarin, insomma non manca niente, ma noi dobbiamo ovviamente andare in onda ugualmente. Che Natale ha, che sapore ha questo Natale? Beh, questo è un Natale particolare perché arriviamo da un periodo difficile, un periodo nel quale tutti conosciamo le difficoltà economiche derivanti dai cari gas, cari bollette, dalla guerra, siamo usciti solo da qualche anno dalla pandemia, quindi diciamo così c'è una fase di ripresa che però in qualche modo viene rallentata da queste problematiche che purtroppo di anno in anno sorgono. Naturalmente noi come amministrazione abbiamo una volontà precisa che è quella comunque di dare atmosfera ai nostri cittadini e per questo abbiamo adottato una politica di contenimento delle spese nei mesi scorsi, chiudendo quella che è l'illuminazione coreografica della città, quindi sul Duomo, sulle statue, sulle chiese, proprio per garantire quei risparmi di spesa che oggi ci permettono di poter mettere un budget che sia un budget dignitoso affinché non solo le luminarie ma tutti gli eventi natalizi abbiano una loro importanza all'interno della città. Naturalmente questo è un lavoro che non viene fatto solo dall'amministrazione, è un lavoro che viene fatto dall'amministrazione in concerto con l'associazione Cormons, con l'associazione dei nostri commercianti, con la Lungrispa e con le altre associazioni che comunque da sempre collaborano con l'amministrazione per rendere gradevole il Natale ai nostri cittadini. Ecco, dobbiamo dire che non lontano da qui c'è una piazza dove oggi il tempo non aiuta, ma c'è un mercatino di Natale anche per le persone che ci stanno guardando in questo momento. Assolutamente sì, è aperto tutti i giorni, è un mercatino di Natale che si trova in Piazza Libertà, dove naturalmente tanti hobbisti come quest'anno devo dire hanno manifestato la voglia, l'interesse di essere presenti. Come giustamente dicevi, purtroppo oggi siamo stati sfortunati perché il tempo non aiuta e devo dire che anche l'anno scorso quando ci siamo trovati, se ti ricordi, ci siamo trovati in mezzo a una tempesta di pioggia, quindi devo dire che è una bella tradizione la nostra trovarci qua quando purtroppo l'atmosfera diciamo che è una presenza antisiccità. Quindi, visto che l'agricoltura invoca sempre l'acqua, diciamo che 2 su 2, penso che la prossima, anche se si dice 2 senza 3, che ci caro sarà sindaco, ci sarà il sole. Sarà il sole, sì, e porteremo la crema abbronzante. Dal punto di vista degli eventi natalizi, poi ci sarà l'associazione Cormons. Sì, esattamente, l'associazione Cormons, che è un'associazione di commercianti, è un'associazione che ha una visione cormonese, ma non solo cormonese in quanto si apre magari anche ad altre attività commerciali del territorio, è una partner del distretto del commercio che è stato creato tra tutti i comuni del Patto del Coglio proprio per la nuova normativa entrata in vigore, che quindi ci darà la possibilità attraverso il distretto di poter chiedere finanziamenti e contributi per migliorare quello che sono le attività commerciali del nostro territorio, ed è un'associazione che comunque già da anni lavora proficuamente, organizzando naturalmente non solo ma anche tante altre realtà, magari dopo ve ne parleranno e le spiegheranno, però sono delle persone che comunque commercianti che si impegnano per il territorio e quindi di questo noi siamo contenti, li ringraziamo per il loro lavoro. Sindaco, proprio perché mi piace improvvisare, proviamo ad aprire un attimo questa porta. Vi facciamo vedere, vedete come sventola la bandiera del Friuli Venezia Giulia,
c'è ovviamente il tricolore e proprio qui c'è questa proprio sopra il municipio di Cormons, guarda piazza 24 maggio e questa distesa di luminarie, ce ne sono, ma poi vediamo se mi aiuteranno ad essere un po' più preciso, più di 300, quindi dobbiamo anche ringraziare i dipendenti del comune, no? Che si mobilitano. Sì, assolutamente sì, c'è stato un grandissimo lavoro anche da parte dei nostri uffici, perché naturalmente la collaborazione interviene tra l'associazione e gli uffici. Devo dire che la messa delle luminarie comunque è attività di Cormons, che si è mosso anche in quel senso lì, come dicevi ce ne sono circa 300 che vanno a coprire quelle che sono le nostre 2 frazioni, anche la località di Giassico, gli alberi di Natale sono dappertutto, quindi insomma abbiamo cercato come ogni anno di dare un bello spaccato di quello che è il Natale nella nostra città. Ecco, ricordiamo le frazioni, così le persone che ci guardano magari risiedono proprio lì, quali sono? Sono Borgnano, sono Brazzano e poi in località Giassico abbiamo inserito anche lì delle luminarie con un tanto di un albero di Natale, come fatto nelle lezioni. Fra poco vi lancerò un servizio che ho realizzato non a Cormons ma altrove, dove si parla proprio di luminarie e è stato allestito, creato uno stratagemma proprio per risparmiare. In termini di risparmio energetico, sentivo prima che avete tagliato qualcosina in termini di accensione. Allora, qualche linea di luminarie in meno sì c'è, però dobbiamo calcolare che sono tutte lampade a LED e quindi consumano veramente pochissimo, parliamo dell'ordine di circa 300 euro per tutto il periodo in cui rimarranno accese durante il periodo di Natale, ma soprattutto questo è stato possibile perché prima abbiamo agito per tempo e quindi risparmiando prima oggi possiamo permetterci di accendere tutto di nuovo e questa è una cosa che ci permette il nostro bilancio, che possiamo fare, proprio per il motivo che dicevo prima, cioè noi non siamo della politica. C'è qualcuno che dice sarebbe meglio spegnere, sarebbe meglio non mettere, noi non ragioniamo in questi termini, io credo che quando ci sono i problemi bisogna superare i problemi, bisogna trovare le giuste modalità per dare comunque un servizio. Allora adesso noi così ci spostiamo e ci troverete nella stanza del caminetto, non perché dobbiamo cenare io e Felcaro, ma perché quella è un'altra stanza importante di questo luogo che è sede amministrativa del comune di Cormons, ma che un tempo era vissuto dalla famiglia nobile dei Locatelli. Però torniamo un attimo indietro e andiamo a Dignano, ma ricordiamo anche Carpacco e Viulis, dove alpini e associazioni di volontariato hanno deciso di sagomare delle forme, ad esempio a forma di cuore, di albero di Natale, alimentare a batteria. Ne hanno allestite 950, create più che allestite 150, e ogni famiglia del comune di Dignano dall'8 di dicembre esporrà queste sagome alimentate a batteria. Il costo è, come sentirete dal vice sindaco Toller, circa 6.000 euro e questo è un modo per far fronte appunto al problema energetico. E quindi andiamo a sentire assieme Toller. Siamo nella sede del gruppo Alpini di Carpacco. Qui si sta facendo qualcosa di eccezionale, l'input è arrivato da una cittadina che ha subito segnalato l'idea al comune e di fatto qui si stanno realizzando delle sagome per celebrare il Natale da una parte e risparmiare energia elettrica dall'altra. Luigi Toller, vice sindaco di Dignano, qui a Carpacco sta succedendo qualcosa di unico. Sì, dico la verità, non solo a Carpacco ma anche in tutto il comune, Vidulis, Dignano e Bonzicco. Cioè abbiamo pensato a questa iniziativa in questo momento di bollette elevate, dove noi come comune abbiamo dovuto correre al riparo e quindi la notte dobbiamo chiudere, spegnere le luci dell'illuminazione pubblica. Questo non è sicuramente una bella cosa per la gente, per cui dovevamo adesso anche mettere le luminarie solite di ogni anno, ma visto che l'illuminazione pubblica non c'è, quindi anche queste che sono collegate appunto all'illuminazione pubblica, abbiamo dovuto, quindi ci troveremo la notte senza anche le luminarie, per cui abbiamo pensato di fare una cosa che è anche molto piacevole e così anche su proposta di Morta Rita, qua che è una mia coetanea, che è del paese, di fare delle luci, no, che siano accese tutta la notte e senza consumare energia elettrica, cioè che funzionano a batteria, per cui con una minima spesa abbiamo
acquistato diciamo, tutte queste fili illuminati con LED, e poi il lavoro con la collaborazione praticamente degli alpini di Dignano, di Vidulis e di Dignano e di Carpacco, abbiamo creato questo lavoro col fili di ferro. Ci abbiamo creato delle sagome, quindi sagome che fanno una stella, un albero di Natale e un cuore, no? E quindi abbiamo, come già ripreso prima, con le sagome, inventate fra l'altro le sagome da Guglielmo Dodorico che è un inventore, e poi ci è voluta tanta manodopera, quindi le 3 associazioni, gli alpini, hanno dato una mano, oltre a aver coinvolto anche altra gente del paese, a fare questa piegatura e a creare queste ghirlande illuminate. Il lavoro è stato un lavoro immane, perché però ho visto tanta partecipazione, diciamo che lavorano anche la notte spesso, quindi voglio ringraziare, non posso dimenticarlo, appunto gli alpini, i 4 Paesi, che è un'associazione che rappresenta le 4 Proloco, e tutta la gente che ha dato una mano a questa iniziativa. Grazie. Luigi, dobbiamo dire che ogni famiglia del comune di Dignano avrà queste sagome illuminate. Quanto sono costate e chi copre questo costo? Allora, le sagome, in fin dei conti, sono costate di materiale circa 6.000 euro. Per 900, diciamo, si parla di un costo di 6 euro, il resto è tutta manodopera. Cioè tutta manodopera che è gratuita, che da chi? Dai volontari. Quindi il costo è coperto da chi? È coperto da una parte il comune, con risparmi a non mettere le illuminazioni, quindi comune, i 4 Paesi, e poi ci sono dei privati e delle aziende che hanno praticamente partecipato alla spesa e parteciperanno fino a che andremo a coprire la spesa totalmente. Oliver Orlando, capogruppo degli Alpini di Carpacco, è vero che quando agli alpini si chiede una mano questi non dicono mai di no? Sì, infatti anche questa volta ci siamo messi subito all'opera sulla richiesta di poter dare una mano per questa bella idea, insomma, di poter fare qualcosa per i nostri concittadini, e noi per il volontariato sai benissimo che tu che siamo sempre presenti. Eccoci qui assieme a voi, siamo in diretta da Cormons, vedete che siamo al chiuso perché fuori il clima è piuttosto complicato e quindi siamo un po' più al caldo. Sono con Don Stefano Goina che abbiamo conosciuto in una precedente diretta. Senta Don, tra l'altro fra poco manderemo anche un servizio che arriva direttamente dal Vaticano, visto che è stata una giornata importante per il Friuli Venezia Giulia, visto il presepe realizzato dai carnici di Sutrio e anche col supporto insomma di tutta l'area montana. Che Natale è? Un Natale forse un po' preoccupato per le cose economiche di cui parlava anche il sindaco, ma bisogna farci fronte, perché penso che forse noi siamo abituati a dire che c'è la crisi. Io mi ricordo negli anni 70, cui ero bambino, c'era anche la crisi, ne siamo usciti fuori, usciremo fuori anche da questa crisi economica, ma l'importante è poi che le crisi sono anche un momento di un passaggio, di una crescita. L'importante è crescere, io credo, nella dimensione interiore, perché è questo che ci fa essere umani, non consumare di più, non avere di più, ma essere migliori. Allora forse un Natale potrà essere anche un'occasione per guardare dentro noi stessi e crescere. Fra qualche giorno questa chiesa, il Duomo, che è intitolata a? Sant'Adalberto. Sarà un po' più ricca perché ci sarà l'allestimento del presepe da parte di chi? È un gruppo di giovani che si occupa tradizionalmente di questo e quindi vedremo. Io non so ancora cosa faranno, perché si lascia sempre libertà, no? Anche alla capacità e alle iniziative e alle idee, perché credo che sia molto importante questo. Ecco, come la comunità di Cormons, come si sta preparando al Natale? Con molte attività e molto impegno.
Cormons, diciamo, una cittadina molto, molto attiva, ecco. Dicevamo prima che oggi è domenica, 8 messe non le ha celebrate tutte lei. No, sono 8 messe, ma sono sparse tra le 4 parrocchie di cui io sono parroco, che sarebbero appunto Cormons, Brazzano, Borgnano e Dolegna. E ho anche 2 collaboratori, un sacerdote italiano e uno che viene dall'Africa e che è qui a studiare un paio d'anni, 2-3 anni, e nel tempo libero, diciamo così, ci dà una mano per le messe. Senta Don, e questa chiesa di che epoca è? Allora, questa chiesa abbiamo celebrato da poco, cioè a novembre, i 200 anni della sua consacrazione. In verità è più antica, e sul sito di questa chiesa, qua vicino, c'era già una chiesa molto più antica. Comunque, ecco, 200 anni dalla sua consacrazione quest'anno. E lei è parroco qui da quanto? Dall'anno scorso, sono arrivato proprio a fine novembre. Quindi lei ha appena festeggiato il primo anno, no? Diciamo che ho appena fatto il giro completo delle cose e incomincio a rendermi conto, perché, come dicevo prima, c'è una grande complessità in queste comunità. Grazie Don. Allora io vorrei, l'assessora alla cultura Anna, adesso mi sfugge il cognome ma me lo dirà lei, Bortolotti. Allora Anna, io approfitto siamo al chiuso in questa bellissima chiesa intitolata Sant'Adalberto, e quindi ringrazio il parroco per l'ospitalità. Dicevamo degli eventi natalizi di questa comunità che è viva ma che, come tutte le altre, era un po' limitata dalla pandemia. Beh, noi innanzitutto come amministrazione ci teniamo particolarmente a questa festività, infatti nonostante tutte le difficoltà di questo periodo siamo riusciti a proporre un programma molto ricco in sinergia con le associazioni del territorio, associazioni che si sono sempre adoperate per Cormons, e infatti anche quest'anno sono riusciti a proporre un bellissimo calendario di eventi natalizi. Quindi gli eventi sono tanti, per citarne alcuni abbiamo il 10 e l'11 dicembre la Telethon, 12 ore qui a Cormons, con degli eventi collaterali, che comprenderà Piazza 24 Maggio e il centro storico. Poi abbiamo le letture sotto l'albero per i più piccoli, con i volontari della biblioteca di Cormons. Poi da qualche mese è partita la stagione teatrale, quindi dicembre sarà un mese molto ricco anche dal punto di vista degli spettacoli, senza poi dimenticare il concerto di buon anno a cura della banda di Cormons del 5 gennaio. Quindi noi in realtà con queste iniziative, con anche quelle che ci proporranno le associazioni, quello che noi vogliamo è stare vicini alla gente, stare vicini alla gente e dare un po' questo senso di normalità che da tanto tempo, insomma, con il Covid è mancato, e vogliamo fare in modo che questi momenti di aggregazione possano farci vivere queste festività con un maggior senso di comunità e serenità e gioia. Ecco Anna, prima sentivamo Don Stefano dire ho fatto il primo giro, quindi ha celebrato di fatto il primo anno di sacerdozio qui a Cormons. Per lei sono mesi, no? Sì, beh, sono assessore alla cultura anche politiche giovanili e pari opportunità da giugno, quindi è stata una nuova esperienza che ho accettato con grandissimo entusiasmo. Infatti sono molto contenta, ma anche perché è un assessorato che mi permette di conoscere al 100% il territorio in cui vivo, le associazioni, gli eventi che caratterizzano il nostro territorio, quindi sono molto contenta e soddisfatta e anche molto orgogliosa, insomma, dell'assessorato che mi è stato affidato. Voi avete un evento al mese come minimo, di quelli importanti, no? Quasi. Beh, sì, diciamo che noi gli eventi principali, abbiamo molti eventi, ma in realtà abbiamo la festa dell'uva che stiamo cercando un po' di rinnovare. Sì, insomma, stiamo cercando di rinnovare,
E poi abbiamo insomma, gli eventi natalizi comunque sono degli eventi che ci caratterizzano, perché appunto, come diceva anche prima il sindaco, ci sono le associazioni che si mettono veramente di impegno per garantire e anche un po' per prendere tutti i target di età, quindi per garantire dei momenti di aggregazione che siano momenti importanti, momenti da vivere tutti assieme. Allora, Anna rimane con noi, adesso noi ci sposteremo ancora e andremo verso piazza 24 maggio e entreremo in enoteca. Abbiamo fatto prima un breve sopralluogo. Dicevo prima di questa giornata memorabile per la comunità di Sutrio, 2 giorni in Vaticano, ieri c'è stata l'udienza particolare appunto in Vaticano, oggi c'è stato l'Angelus dove il Pontefice ha salutato e ringraziato la comunità di Sutrio per il dono di queste 18 statue che saranno veramente al centro della cristianità del mondo sino praticamente alla Befana. E vi ricordo, così facciamo promozione ai nostri programmi, che la trasmissione col piacere di condurre da oltre 15 anni, lo Scrigno, martedì alle 21, sarà proprio dedicata a questo evento storico per Sutrio e tutta la Carnia. Avremo chi è stato ospitato dal Vaticano in queste ore, sarà nei nostri studi martedì alle ore 21. Allora io direi di andare con le immagini della scopertura del presepe Made in Carnia e con le voci del governatore Federica e anche dell'assessore regionale Bini. Per voi. Il governatore Federica alle nostre spalle, il presepe di Sutrio che porta il Friuli Venezia Giulia nel cuore del Natale. In piazza San Pietro un'opera d'arte fatta oltretutto con una collaborazione di artisti che vengono da tutta la regione e devo dire anche con una capacità rappresentativa importante, non soltanto per l'opera in sé, ma anche perché è stata realizzata nell'assoluta sostenibilità. Quindi non sono stati abbattuti alberi per fare questo presepe, e poi la culla del Bambino Gesù sono radici di un albero abbattuta da vaia, quindi un simbolo molto forte, ovvero delle radici che sono state sradicate da un evento disastroso che ha colpito la nostra terra, che trovano una nuova vita nella culla della natività. Quindi un messaggio forte, un messaggio che rappresenta il Friuli Venezia Giulia e anche forse la capacità di reazione che ha la nostra terra in situazioni difficili. Assessore Bini, presepe di Sutrio in piazza San Pietro, una vetrina incredibile per il Friuli Venezia Giulia. Vetrina incredibile, un'emozione incredibile. Oggi abbiamo incontrato il Santo Padre, oggi abbiamo avuto il piacere di presentare questa meraviglia che sta alle nostre spalle, fatto da 11 artigiani del Friuli Venezia Giulia che hanno messo in campo tutto il loro sapere, tutta la loro arte, insomma un grande prestigio, un grande onore e soprattutto grandissima visibilità per il Friuli Venezia Giulia. Vieni. Eccoci qua, allora diciamo che si è creato lo stesso effetto di un sasso, è meravigliosa sta cosa, possiamo guardate dove è andata, no, Paolino, no, è meraviglioso, cioè è andata come se fosse a scuola in castigo e si è messa il cappuccio. E quindi adesso possiamo roteare, andiamo da questo signore, quindi puoi girarti che adesso non sei più inquadrata. Tu ti chiami? Sergio. Allora Sergio, intanto grazie per aver accolto il nostro invito così volante. Con piacere. Che cosa abbiamo degustato in questa fredda domenica? Sembra di essere a Courmayeur. Abbiamo preso un Chardonnay di Magnas. Questo è il primo e l'ultimo o sarà il primo di una lunga serie? Vediamo, dai, come va avanti. Scusa, Chardonnay quindi un bianco. Voi prediligete, perché poi faremo una degustazione,
le bollicine sono solo moda? Ma dipende dal momento. Oggi avevamo voglia di bianco fermo e abbiamo preso un bianco fermo. Lui è un tuo parente, un tuo amico? Mio amico. E quindi anche tu mi prediligi il fermo? Di base sì, preferiamo il fermo, almeno, io sì. E la signora che non riprenderemo più, però no, non la riprenderemo più, promesso, ma penso in 22 anni non mi è mai capitato che una si incappucciasse e si mettesse dietro un angolo. Nascosta proprio. La salutiamo, si chiama? Non so se possiamo, Chiara, possiamo dire solo Chiara. Chiara, la salutiamo, benissimo. Noi a questo punto salutiamo questo duetto e Chiara che può ritornare al suo posto e quindi buonasera. Guardi, siamo in diretta, poi io vado direttamente dall'assessore alla cultura che ci aspetta. Che cosa abbiamo qua? Qui abbiamo un Prosek. Prosek, me lo descriva. È difficile, ho appena chiesto alla signorina qui. Sì, quindi non Prosek. Ecco, fra poco andremo da questa signora che si chiama Gaia. Sì, Gaia, ciao. Ciao, e siamo pronti per la degustazione. Dovremmo spiegare esattamente che cos'è, come si fa la degustazione. E qua sono già pronti. Questi bicchieri si chiamano, hanno un nome? Sì, questi sono dei calici. Semplicemente. Sono sì, dei calici da vino che io stavo portando ai ragazzi che tu hai appena intervistato, che hanno ordinato un friulano di Raccaro, che proprio, guarda, per telepatia era la bottiglia che volevo mettervi in degustazione. Ne hai un'altra? Sì, ne ho un'altra. Allora magari cedo questa alla mia collega, così non facciamo morire di sete i nostri fanciulli, che sono stati bravissimi giusto durante l'intervista. Tranne una che è scappata via. Ma perché è venuta a ordinare la bottiglia? Ah, creatura. È stata bravissima. Allora, io direi che possiamo andare in pubblicità, forse, che mi dicevano che non ancora, possiamo andare avanti ancora. Allora, assessore, vieni. Siamo in un luogo che è un luogo simbolo per Cormons. Certo, siamo in enoteca che si trova sempre in piazza 24 maggio e questo è sicuramente un posto molto importante perché possiamo trovare appunto quello che è il prodotto che caratterizza un po' Cormons. Ci sono molti vini di tantissime aziende del nostro territorio e questo è? E questo è. Allora, posso andare in pubblicità? Ma lo mandiamo, voi Teleton, allora noi potremo, prima citava, ma c'è Teleton a Udine in queste 24 ore, ma Cormons è slitta di qualche giorno? Sì, a Cormons slitta di qualche giorno, sarà appunto il 10 e l'11 di dicembre. Inoltre, sempre in occasione di Teleton, verrà fatta una mostra sulla Marina Militare, quindi che ci sarà l'inaugurazione mercoledì. E quindi insomma siamo sempre molto contenti di ospitare questo evento, anche l'anno scorso l'abbiamo fatto e quindi siamo sempre molto contenti di avere qui questa corsa benefica che sicuramente porta con sé un tema, un concetto molto importante, quindi siamo molto contenti. Allora, noi adesso sull'onda di quello che ci ha detto l'assessore alla cultura per il Comune di Cormons, facciamo un passo indietro di qualche ora e andiamo dal presidente del comitato organizzatore di Teleton Udine, manifestazione che è terminata attorno alle 15 odierne, ovvero sia Marco Decker, e sentite la soddisfazione dalle parole di questo signore. Sentirete i numeri che sono di tutto rispetto, 13.000 iscritti e più di 550 squadre partecipanti e decine di migliaia di euro raccolti per la ricerca. Siamo in piazza Primo Maggio, qui c'è il cuore pulsante di Teleton 2022, il percorso insiste soprattutto qui ma poi si sposta nella zona di via Diaz. Sono con il presidente del comitato Marco Decker, 550 squadre, più di 13.000 partecipanti, presidente, e il tempo non aiuta, ma qui la risposta è stata eccezionale. Un successo incredibile, non avremmo mai pensato che dopo 2 anni di interruzione la manifestazione potesse riprendere con questa energia. Temevamo che si fosse perso un po' di attaccamento, invece i friulani considerano questa manifestazione un must, devono essere presenti e
Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché la lunghezza del percorso non consentiva un maggior numero di partecipanti, già così c'è molta presenza, molta carica di energia e di gente. Senta Presidente, ma perché c'è stato questo sì importante a Telethon? Evidentemente la gente non aveva voglia di ritrovarsi, di ritornare a vivere insieme, a condividere momenti come questo che sono importanti. Noi siamo riusciti a passare questi 2 anni di pandemia utilizzando sistemi, diciamo, informatici, delle applicazioni per poter fare la gara anche a distanza. Devo dire, non avevamo aspettative, ma anche in questo modo abbiamo avuto una risposta e in questi 2 anni siamo riusciti a raccogliere oltre 100.000 euro, 120-130.000 euro ogni anno, pur senza l'evento che facesse da traino. Quest'anno siamo di nuovo tutti qua, siamo felici di esserlo, siamo sicuri che la raccolta potrà raggiungere i livelli massimi già ottenuti in passato. In certi anni abbiamo raccolto oltre 250.000 euro, donati tutti alla Fondazione Telethon, perché qui, lo sottolineo, tutta l'attività, l'organizzazione è fatta da volontari, gente che gratuitamente mette a disposizione il proprio tempo, la propria energia, e tutti i costi che servono, che vanno sostenuti per rendere possibile questa manifestazione sono finanziati da sponsor, da associazioni, enti che in qualche modo credono nella nostra iniziativa e contribuiscono ognuno nei limiti delle proprie possibilità. Allora, siccome non mi faccio mai mancare niente, in questa giornata così fredda, ventosa, c'è anche Mercedes, che è la moglie di Alessandro Mozzo, che è il consiglio direttivo dell'Ungrispa. E che cos'è questa roba qua che mi ha appena nominato? È un'associazione di volontari qui di Cormons, molto attiva, devo dire. E lei prima mi diceva, gli ho detto, ma lei chi è, cosa fa? Io sono la moglie di, e lo seguo come? Un'ombra. Lei è sempre con lui? Sempre con lui no, però voglio dire... Quant'è che state assieme? 31 anni. 31. Lei è di Monfalcone. Sono di Monfalcone, sì. Salutiamo tutti i nostri telespettatori che per fortuna sono tanti che si seguono da Monfalcone. Com'è cambiata Monfalcone? Adesso ci sono le luminarie, no? O no ancora? Sì, altro che ci sono, sì. Guai se no in questo momento qua, se non c'è qualcosa per tirare su le persone, di tirare su lo spirito. Quindi anche questo... un momentino il tono così della sì. Perché qua bollette, è la guerra, è il Covid, quindi faceva bene prima il sindaco Felcaro di Cormons a dire che insomma assieme alla sua giunta ha riservato un budget dignitoso proprio per dire che è Natale, no? Certo, se non facciamo qualcosa in questo periodo natalizio, allora proprio non si rimane niente. Mercedes. Con la S finale. Buon Natale. La ringrazio molto, anche a voi, tanti auguri a Telefriuli. Grazie alla signora, stia bene, buon Natale e buon anno. Allora, Bortolotti, vieni, io so che manca veramente poco al raggiungimento dell'ultima pausa pubblicitaria. Adesso noi abbiamo queste anime, allora ne abbiamo 2, di cui uno è anche un consigliere comunale. Esatto, allora abbiamo Anna Laura Monticolo e Marco Battistutta che sono 2 esponenti dell'associazione Cormons, che appunto vi racconteranno un po' quello che è il loro calendario di eventi natalizi che ho anche citato prima. Quindi... Io vado dalla Monticolo, ma chi è che si è inventata questo Cormons? Allora, è nato tanti anni fa dal presidente Andrea Paravano, quindi è un'unione di tutti i commercianti e artigiani del territorio cormonese, quindi si sono uniti in un'associazione per portare i Cormons insieme a un altro livello comunque di collaborazione. Senta, c'è uno spot che quando Natale arriva, come se lo ricordo, non facciamo pubblicità, qui Natale è già arrivato a Cormons. È iniziato già questo sabato con l'apertura dei mercatini di Natale e dureranno fino al 24 di dicembre. Tutto il mese comunque abbiamo organizzato diversi eventi, quindi partiamo già dall'8 di dicembre. Che abbiamo appunto i mangiafuoco e i trampolieri per i bambini, poi abbiamo il coro gospel che comunque
canteranno con le note di Natale in Piazza Libertà. E dopo appunto abbiamo un altro evento che è il 10 di dicembre, che c'è il panettone gigante e dopo il 18 chiudiamo con un concerto dei Rompiscena e dopo il tradizionale evento e sfilata di Ralfagore e di Merano, che sono i diavoli, quelli vestiti tutti spaventosi, che porteranno un po' di gioia natalizia alla Cormons. Da quando dice panettone gigante, quanto pesa? Oddio, 50 kg, è abbastanza grande, dovrebbe essere grande più o meno quanto me, quindi sarà un bellissimo evento e lo offriremo noi come associazione a tutte le persone. Marco, consigliere comunale, fa parte anche lei dell'associazione Cuor Mons. Il nome è azzeccatissimo, mi piace, io era anni che non sentivo un nome così pregno di ottimismo. Allora, il nome Cuor Mons anche perché comunque noi ci teniamo molto al nostro paese, alla nostra cittadina, infatti tutta l'associazione che coinvolge tutti, gran parte dei commercianti, artigiani qua del Cormonese, ci teniamo a fare dei begli eventi e anche a valorizzare il paese con tutte attività, quindi sia a Natale ma anche durante poi tutto l'anno. Senta, grazie del suo intervento, siete stati con noi e vedete che il nostro bar si sta inquadrando evidentemente gli addobbi natalizi dell'Enoteca di Cormons. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e adesso andiamo a conoscere l'altra metà di quella coppia che la Mercedes ci ha anticipato, quell'associazione composta da tanti volontari che vogliono bene a Cormons e alla sua storia. Tra poco. Quarta parte del campanile di Cormons e qui la luce è un po' più tenue, ma ho chiesto proprio di mantenere questa atmosfera perché qui è un magazzino che però secondo me ha il suo fascino. Eccola là, vedi. Chi è la donna che ha parlato, Anna? Gaia, che ci offrirà poi la degustazione, in attesa della degustazione. Chi sono questi due uomini? Allora, abbiamo Alessandro Mozze e Gianni Felcaro dell'associazione Ungrishpak, un'associazione anche questa molto importante nel tessuto cormonese, un'associazione storica. Loro solitamente mettono la stella di Natale e quindi adesso vi racconteranno un po' della loro associazione e della storia che c'è dietro questa stella. Allora, intanto Ungrishpak, che cosa? È una parolaccia. Lo so. Adesso mi ha sorriso. È il nome di un signore, un illustre signore che ha abitato il castello di Cormons negli anni che furono e l'associazione nostra, di cui io sono oggi rappresentante e fra l'altro vi porto i saluti del presidente Daniele Avenier, si occupa di molte materie, tra cui quella dell'allestimento della stella cometa su Quarin, che è la continuazione di una tradizione molto cara ai cormonesi. Noi ci occupiamo come associazione di molte materie, di ambiente, di cultura, anche dal lato ricreativo, infatti organizzano, sempre appoggiandosi a delle agenzie di viaggio, organizzano delle uscite culturali, no? E poi ci sono anche le persone di tutto il volontariato, no? Che si occupano di mantenere in perfetto stato la sommità del colle Monte Guarin, che è dalla sua altezza di 274 metri domina tutta il circostante, insomma, no? Ecco, senta, perché si posiziona da quant'è che si posiziona la stella sul Monte Quarin? Si posiziona adesso No, so che è Natale, ma voglio dire, ma da quant'è che si rispetta questa tradizione? È una brutta domanda.
È una brutta domanda perché probabilmente non ha una risposta, chi lo sa. E senta, questo voi avete una serie. Il logo della nostra associazione e vi è raffigurato il torrione del castello, cioè la maggior porzione di quanto è rimasto del castello, che aveva delle dimensioni considerevoli. Dopo le guerre e le battaglie tra le Asburgo, Venezia, i veneziani hanno assalito il castello e l'hanno distrutto completamente nel 1525, quindi la nostra è tutta una zona ricca di storia. Vado da questo signore che ho avuto il piacere di, abbiamo ancora 4 minuti quindi saremo telegrafici. Diceva il cui presente ricco di storia, insomma, il territorio. Che cosa rimane di quelle battaglie? Per fortuna niente, solo un ricordo, ma dal punto di vista culturale? Però che viene espletato da un nostro storico, il professor Tirelli, che ha scritto molti libri sempre sponsorizzati dalla Hungrispack, dove praticamente lui ha cercato di spiegare in una maniera molto semplice quella che è stata la nostra storia, cioè proprio il nostro inizio dai tempi dei Romani fino praticamente ad adesso. Grazie mille, grazie per la tua sintesi. Dov'è la Gaia? Gaia? Allora, qui che cosa abbiamo allora? Qualche calice vuoto che spero riempiremo subito, apriamo una bottiglia, cosa dite? L'apriamo e mentre tu la apri ti chiedo come si fa una degustazione. Allora, sicuramente, in questo caso vi dico cosa stiamo aprendo, l'abbiamo già citato prima, è un Friulano 2021 dell'azienda Raccaro, che è una delle aziende socie dell'Enoteca di Cormons, è un'azienda piccola, conduzione familiare, insomma sono 6 ettari, 30.000 bottiglie, come tante delle altre aziende del nostro territorio e dell'Enoteca di Cormons, che sapete è una cooperativa di soci produttori. La prima cosa sicuramente che farete versando un vino in bottiglia, perdonate la poca poesia di questa apertura in piedi, si sente? Si sente. Eccoci qua. Sicuramente guardiamo il colore. Il vino è soprattutto poesia, quindi anche se in questo momento non c'è tantissima luce, è un vino giallo paglierino, dorato, limpido, luminoso. Lo portiamo anche al naso e mi dispiace che gli amici a casa non possano sentire il profumo meraviglioso di questo friulano, che è estremamente classico, estremamente tipico, è molto floreale, anche un po' salino, che è molto minerale, la caratteristica di tutti i nostri bianchi. Facciamo questa cosa che vedete fare sempre, quindi... Ecco, questa manovra qua che nome ha? Oddio, io direi che diamo un po' di ossigeno al vino nel calice, perché appunto gli diamo un po' di aria, lo facciamo respirare meglio in modo che sprigioni ancora più profumo e poi ci permette di vedere, io qua ho fatto, perdonatemi, abitudine, ho fatto un taglio agricolo, quindi c'è insomma c'è un po' tantino, ma ci permette di vedere anche i famosi archetti che si creano, no? E che ci fanno capire la gradazione alcolica, insomma se il vino è un po' più strutturato, più alcolico oppure più leggero. E poi bisogna assolutamente... Prego Gaia, così mi trasmetti le emozioni che a sua volta questo liquido trasmette alle tue papille gustative. Questo nettare degli dei. E quindi? E quindi direi che è molto molto buono. Cosa lo abbiniamo? L'abbinamento consigliato per il vino friulano, che è il nostro famosissimo vecchio Tokai. Noi insomma siamo affezionati, continuiamo a dire Tokai, ma l'abbinamento del vino friulano è sicuramente una buona fetta di prosciutto crudo, però vini come questo, che comunque sono strutturati, sono molto intensi, molto pieni, in verità insomma stanno bene anche a tutto pasto. Noi a Cormons siamo dei grandi amanti del friulano e lo beviamo insomma mattina in aperitivo, pranzo e cena. Grazie Gaia per la tua sintesi.
È sempre una garanzia. Adesso io devo salutare. Assessore, noi ci giriamo, salutiamo i nostri telespettatori e arrivederci a presto. Certo, arrivederci a tutti e vi auguriamo un felice Natale. E un buon 2023. Grazie Bassi e arrivederci Campigotto. Alla prossima da Cormons.